lo sentiamo sempre presente con noi. Ogni volta che corriamo, che facciamo qualcosa è sempre con noi. Ha lasciato un segno profondo nella comunità, è proprio uno di noi, sempre con noi. Sammy è sempre con noi, manca certo, ma lui c'è, lo sentiamo. Sono le parole degli amici del giovane di Tezze sul Brenta affetto da progeria che si è spento la sera del 5 ottobre durante una festa. Non riusciamo ad interagire con lui direttamente, ma chi l'ha conosciuto o chi l'ha vissuto riesce ad interagire con lui in un modo diverso. Un mese senza Sammy, 30 giorni senza il biologo amico di tutti che tanto ha fatto per far conoscere la malattia che provoca l'invecchiamento precoce. Ha girato il mondo, gli Stati Uniti, ma anche la Cina con l'associazione italiana Progeria Sammy Basso, coinvolgendo le istituzioni, il mondo dello spettacolo, quello accademico e della scuola, uomini di cultura e di sport. Il grande sogno di Sammy era di trovare una cura e sconfiggere la progeria, un sogno che oggi continua a correre anche grazie ai Sammy Runners. Domenica con queste magliette hanno partecipato alla maratona di Istanbul. Prima lo portavamo a spasso con la Jolette e adesso, una cosa aperta un po' a tutti, lo portiamo nel cuore. Io almeno lo porto nel cuore. Ho fatto il mio miglior tempo da sempre, anche per merito di Eyob Faniel, che è il ragazzo di Bassano, che è una potenza, una forza della natura anche lui, e amico anche lui di Sammy. Quindi tutta questa cosa che si è messa assieme ci ha portato a fare un bel tempo, ma la prima maratona senza di lui non vorrei dirlo perché c'era più delle altre volte. Cosa vi direbbe Sammy in questo momento? Abbracciatevi e vogliatevi bene, te voglio bene.